Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti, ben ritrovati amici dell'oroscopo. Mercoledì 13 luglio, dici mercoledì 13 o meglio, dici 13 ed è subito superstiziosi al rapporto, vero? Ci siete? Fatevi sentire. E allora iniziamo subito con le novità del giorno, anche in questa giornata iniziamo e partiamo con le stelle di Radio.0. Partiamo dai nostri Ariete. Le bizze tra la Luna e Giove sono quelle che non vi permettono di poter contare su grandi alleati, quelli che vorreste. Vi arrampicate sugli specchi ma alla fine ne uscite a testa alta, come sempre. Affrontate le magagne man mano che si presentano, non lasciatele indietro, perché peggio sarebbe dover fare poi una scorpacciata, noi ve l'abbiamo detto, Toro, passiamo a voi. Il trigono lunare con Urano è protagonista di questa giornata e porta una ventata di emozioni, di romanticismo nella vostra relazione. Dall'altra parte, invece, parlando di lavoro, parlando di professione, potete sperare di scalare la vetta del successo, ma al momento potreste accontentarvi anche di guadagnare qualcosina in più, non è così? Gemelli, per voi c'è il trigono di Venere con Urano che vi mette al riparo da qualunque difficoltà affettiva o finanziaria oggi. Se quindi con il vostro partner avete pensato di fare il grande passo di andare a convivere, tranquilli perché la situazione non potrebbe essere più propizia di così. Bisticci della Luna con il Sole e con l'ingannevole Mercurio per i nostri Cancro. Questi non vi faranno stare tranquilli oggi, nemmeno per un minuto, ma tutto passerà in poco tempo, quindi abbiate pazienza. Per una maggiore armonia, invece, se vi steste chiedendo come ottenerla, ci sono da fare dei cambiamenti. Ma, ve lo chiediamo, siete disposti a tutto questo trambusto? Pensateci. Leone, per voi energie fisiche in leggero calo, in lieve calo oggi, ma potete ricaricarle con una sana alimentazione prendendo un po' di sole, un po' di tintarella, che fa sempre bene alla fine. Passiamo invece al lato amore, al lato emozioni. Anche se non vivrete il classico colpo di fulmine, come si dice, da un'amicizia, state attenti, ascoltate bene, potrebbe nascere un'intima intesa. È questo quello che volete? Tra i favoriti della Luna invece abbiamo i nati sotto la Vergine. Cominciate quindi con il pretendere che tutto venga messo nero su bianco. Mi raccomando, vi ricordiamo un detto: verba volant, scripta manent. E questo l'abbiamo detto. Non disperdete le vostre qualità invece in troppe attività durante la giornata. Portate avanti e terminate quello che avete già iniziato e sarete a buon punto. Bilancia, eccoci, siamo arrivati da voi. Sì, avete sbagliato strada questa volta, ma piuttosto che accettarlo e fare dietrofront, voi siete disposti a provare a inventare una scusa per non fare brutta figura, ma questa volta non serve. Per assumervi le vostre responsabilità però ci vorrebbe quel pizzico di coraggio in più che al momento, l'avete capito anche voi, non possedete. Scorpione, perché lo diciamo così? Perché siete nervosi, vorreste realizzare molto di più di quanto potete, ma placate l'animo, cominciate con il fare il possibile e arriverete pian piano alla meta. Chi va piano, lo sapete. Vi fate coinvolgere invece da un amico, ma se si tratta di un'iniziativa vaga, alla fine non aspettatevi un granché. Non giocate invece tutte le vostre carte migliori subito all'inizio, voi del Sagittario, attendete il momento giusto, questo vi dicono le stelle, o mandereste in fumo i piani che avete scogitato. Usate il tatto affinché una vostra richiesta invece dall'altra parte venga ben accolta, soprattutto se dovete portarla al vostro capo senza dare troppo nell'occhio. Anche se la giornata poi presenta degli aspetti un po' pesanti per voi Capricorno, avete la capacità di reagire, di rialzarvi ad ogni caduta. Lo sappiamo, sarete più forti e più sicuri di prima addirittura. Arrivate invece preparatissimi alla riunione che vi aspetta. Presentate il progetto senza farvi mettere i piedi in testa, mi raccomando. Acquario, passiamo a voi. Ottimi affari da concludere vi aspettano, grazie questo agli eccellenti rapporti tra Venere e Saturno oggi. Non perdete le occasioni che presto si presenteranno, soprattutto se per un ritardo. Serenità domestica e armonia all'interno della coppia vi accompagnano, vi permetteranno di trascorrere ore molto felici, godetevele tutte. E chiudiamo con i nostri pesci. Con un po' di senso pratico e l'appoggio non indifferente della Luna in Capricorno, organizzate al meglio questo mercoledì, non sprecate nemmeno un secondo nel vostro programma. Acconsentite invece alle pressanti richieste del partner che da giorni che vi propone cose senza trovare ulteriori scuse, non servirebbero e la dolce metà ve ne sarà grata. E si chiude qui quindi l'oroscopo del giorno, chiudiamo le novità ma andiamo a vivere questa giornata. Un saluto quindi a tutti i superstiziosi, ciao amici, una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0